C'è suono? Sì. Buongiorno a tutti. Ok, possiamo aprire le nostre Bibbie, Salmo 92. Iniziare questo culto per noi è prezioso perché sappiamo che c'è la presenza di Dio e quando siamo qua, in questo posto, in questo luogo, è molto bello perché riconosciamo che stiamo adorando il nostro Dio. Tu che sei a casa, anche per te è una bellissima esperienza perché tu puoi camminare insieme a questo culto di lode, adorazione della parola. E quanto è bello vedere che ci sono tante persone sparse per questo mondo che ci stanno seguendo, no? E questa settimana ho conosciuto una coppia che eu ancora non conosco loro, forse loro stanno assistendo adesso dalla Inghilterra. E molto bello tutto quello che abbiamo parlato, sentito con loro. E loro ci stanno seguendo senza conoscerci. E è bello vedere o quanto Dio agisce. Noi non aspettiamo, Dio ci sorprende sempre. E siamo qua con la lode, con l'adorazione, con la gioia. Leggiamo o Salmo 92. È bello celebrare il Signore. È bello. È bello celebrare il Signore, è bello cantare le tue lodi, oh Altissimo. È bello. È bello proclamare al mattino la tua bontà. È bello. È bello proclamare la tua fedeltà ogni notte. Sulla lira, i 10 corde, sulla cetra e con la melodia dell'arpa. È molto bello. Perché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, Signore. Io canto di gioia per le opere delle tue mani. Perché siamo qua? Perché io riconosco tutto quello che il Signore ha fatto e mi ha rallegrato di gioia e ha fatto delle meraviglie e è bello questo. Tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, oh Signore. Io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, oh Signore. Come sono profondi i tuoi pensieri. E questo autore qua sta dicendo o quanto è bello stare qua a lodare o nostro Dio. Perché io riconosco le meraviglie. Noi perdiamo la gioia perché non vediamo le meraviglie. Ma quando riusciamo a vedere le meraviglie di Dio, che cosa c'è nella nostra bocca? Sorriso. È bello cantare ao Signore. Versetto numero 6. L'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo. Perché le persone che ancora non hanno vissuto l'esperienza con il Signore non sanno o significato di lodare il Signore, della gioia al Signore. E lo stolto, quello che ha conosciuto ma non sta vivendo questo, non riesce a capire perché c'è gioia. E quanto è prezioso vedere e è bello proclamare la bontà del Signore, la fedeltà del Signore. Dopo o versetto numero 13. Quello che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. Per annunziare che il Signore è giusto. Egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in Lui. Questa mattina staremo camminando su un personaggio che era nella vecchiaia, che ha visto le meraviglie del Signore, che è Sara. Porteranno il frutto, ancora o frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. Perciò siamo qua questa mattina e vedere o quanto è bello adorare il nostro Signore, quanto è bello riconoscere le meraviglie del Signore, quanto è bello vivere questa esperienza. Perciò le nostre labbra devono avere un sorriso e cominciare questo culto con l'adorazione e vedere quante belle cose il Signore ha fatto. E non importa l'età, anche nella vecchiaia vedremo tanti frutti, perché questo Signore fa delle meraviglie. Adoriamo, cantiamo il nostro Dio, preghiamo. Chiudi i tuoi occhi, tu che sei a casa, sei qua. Possiamo pregare al Signore e ricordare questa settimana delle belle cose che il Signore ci ha fatto. Ricordati delle belle cose di questa settimana, perché sicuramente il Signore ci ha dato tante cose stupende che esiste una ragione di offrire un culto di lode ao nostro Dio. Ricordati. Staremo cantando che Lui è la ragione della nostra adorazione, della nostra lode. Nostro Padre è bello. È bello venire qua insieme alla tua gente, al tuo popolo. È bello.
essere qui anche a casa a vivere questo culto. È bello, Padre, con gli strumenti offrirti un culto, un'adorazione. È bello con la nostra voce gridare di gioia a te. È bello che quando i nostri piedi sono piantati nella tua casa, ancora nella vecchia aia possiamo produrre dei frutti. È bello, Padre, perché tu ci sei qua oggi, in mezzo a noi, in mezzo all'adorazione. E vogliamo, Padre, iniziare questo culto dicendo: è bello, è meraviglioso, perché tu sei la ragione, Padre, della nostra esistenza. Questo culto è per te. Tutto quello che vogliamo vivere qua, Padre, che lo Spirito Santo possa guidarci. Grazie, Padre. Grazie per l'opportunità, la libertà che abbiamo in te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? E fa un sguardo alla persona al tuo fianco e cerca di dire: è bello stare adorando il nostro Dio qua. È bello vivere questa esperienza di gioia con il nostro Dio. E che possiamo vivere questo culto con tanta gioia. Cantiamo questo primo cantico, é? Sei tu lá? L'unica ragione. L'unica ragione. Così, 3, 2, 1, via! Sei tu l'unica ragione dell'adorazione, oh Gesù. Sei tu la mia vera gioia e la mia speranza.
parola di Dio dice in Salmi 84, versetto 4: beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Beato chi gode di una perfetta letizia. Wow! Quindi tu sei beato, tu hai una perfetta gioia, la gioia che viene dal Signore. Quindi noi possiamo lodarlo, innalzarlo, riconoscere e soprattutto ringraziarlo. Quante cose, quanti motivi noi abbiamo per ringraziare il Signore, vero? Non sono l'unica. Amen? Tutti quanti noi abbiamo motivi per lodare, per ringraziare, per rinalzare colui che solo è degno della nostra lode. Quindi apriamo le nostre bocche e lodiamo il Signore. Scorre abbondante
si prostrerà davanti a te e canterà a te, canterà il tuo nome, oh Signore. Venite e ammirate le opere di Dio. Ele è tremendo nelle sue azioni verso i figli degli uomini. È questo Dio che noi abbiamo, un Dio che è sole e scudo, secondo Salmi 86, perché Dio, il Signore, è sole e scudo. E il Signore concederà grazia e gloria. Ele non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. Amen? L'hai presa per te? Il Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Cantiamo della grandezza del nostro Dio, il nostro Papà, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrano
nome, Signore, perché solo Tu sei degno, Signore. Ti ringrazio per la Tua Chiesa qui radunata, Signore, per ogni vita qui presente, Signore. Ti ringrazio per il Tuo popolo, Signore. Ti ringrazio soprattutto per Te, per la Tua presenza nelle nostre vite, nella nostra casa, nei nostri cuori, nella vita della nostra famiglia, Signore, nella vita della Tua Chiesa, Signore. Siamo qui perché crediamo che Tu è degno, Signore, di ogni lode, ogni gloria, Signore, appartengono a Te. E noi vogliamo chiederti, Signore, di ricevere, Signore, la nostra adorazione, Signore, perché noi crediamo in Te, crediamo che Tu sei un Dio potente, un Dio grande che compie ancora oggi, Signore, nonostante tutti gli anni che sono passati dopo tutte le storie fantastiche che noi leggiamo nella Tua parola, Signore, ma ancora oggi Tu puoi fare miracoli, Signore, nella vita di ogni persona che è qui presente, Signore. Perciò ti chiedo, Signore, di parlare ai nostri cuori, Signore, iniziare a parlare ai nostri cuori tramite tutto quello che ascolteremo, Signore. Fai la Tua opera, Signore, in ogni cuore che è qui presente, Padre. Se oggi qualcuno qui è entrato senza speranza, Signore, ecco, Tu ci sei la nostra speranza e noi deponiamo, Signore, in Te la nostra speranza, nel Tuo nome, Gesù. Amen. Numeri 23, 19 dice così: Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio di uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha parlato, non manterrà la sua parola? È questo Dio che noi crediamo. Un Dio che non esiste inganno in Lui. Lui è vero. Lui, se il Signore ti ha promesso qualcosa, se ti ha dato una promessa tramite la sua parola, devi crederci fino in fondo. Fino in fondo. Lui la farà. E la promessa più grande che noi abbiamo del Signore è quella che un giorno Lui ritornerà. E questa, soprattutto, sopra tutte le altre, dobbiamo afferrare, non mollarle e credere che il Signore ritornerà come Lui ha promesso. Amen? Allora cantiamo insieme. Ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato
Signore, adoriamo e innalziamo il tuo nome. Non c'è Dio all'infuori di te. E sei tu che ci hai portato a questo luogo per conoscerti. Apri i nostri occhi, Signore, perché possano contemplare la tua maestà. Apri i nostri occhi, oh Signore, per comprendere l'altezza e la profondità, l'immenso amore che hai tu per noi. Apri i nostri occhi, oh Signore, e vieni incontro alla nostra incredulità quando la nostra fede viene a meno. E facci credere ciò che occhio non ha visto, quello che l'orecchio naturale non può percepire, ma che rivela lo Spirito Santo. Grazie Signore, noi siamo venuti qua per te. Tu sei la ragione per essere qui e noi vogliamo ascoltare ciò che vuoi insegnarci. Ti adoriamo, Signore, e vogliamo essere adoratori in spirito e in verità. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amém? Possiamo pregare? In tempo di preghiera? Ciò che gli occhi non hanno visto, gli orecchi non hanno sentito, Dio sta preparando. Chiudi i tuoi occhi. Tutti noi portiamo dentro di noi una storia, una situazione difficile. Oggi parleremo di Sara che aveva una storia, una situazione difficile. Nosso Padre, pregare a Te e consegnare a Te delle nostre storie non è una cosa semplice. Consegnare a Te, Padre, tante situazioni che viviamo è una grande sfida per noi e tante volte dentro di noi è una sconfitta. Come Chiesa, Padre, preghiamo in questo momento a Te, perché quando lasciamo nelle Tue mani un miracolo Tuo succederà. I miei occhi non hanno visto, i miei orecchi ancora non hanno sentito, o mio cuore ancora non ha percepito tutto quello che Tu stai preparando per noi. Grazie, perché possiamo pregare a Te e lasciare che Tu possa fare l'opera miracolosa. No nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Camminiamo questa mattina con Sara, che si ricorda di questo personaggio, di questa ragazza, o meglio, quando succede un gran miracolo nella sua vita, già non era più una ragazza, no? E è interessante quando Dio usa le persone, non importa l'età. 2 domeniche fa abbiamo parlato di qual personaggio? Anche era una donna. Esther, quanti anni aveva circa? Giovanissima, 17, 18, non lo so. Oggi parleremo di Sara. Quando succede quello grande miracolo, quanti anni aveva Sara? Circa 90 anni. Não importa l'età. O problema é quando nós pensamos que entriamo in pensione e basta. Não, adesso mi riposo e lascio. E Dio sta dicendo, oh, la mia opera con te non è finita. Chi sei tu per dire che è un momento di fermarti? Non importa l'età. Se tu sei un ragazzino o una ragazzina, puoi sapere che Dio vuole lavorare con la tua vita. Se tu já sei nella vecchiaia, può essere sicuro che Dio continua a desiderare fare una grande opera tramite la tua vita.
E quanto è bello vedere che questo Dio guarda noi con lo stesso sguardo, con le altre persone, è prezioso. Non importa la tua età. E oggi vediamo questa storia di Sara. Ebrei 11, 11 a 13. Leggendo la storia di Sara, eu devo confessare i miei peccati, no? Ho avuto grande difficoltà di trovare delle cose che mi portassero a vedere Sara come una eroina della fede. Ma quando arriva em Ebrei, lei fa parte di quell'elenco. E chi è Caio a dire, Dio, io penso che Sara non può entrare in questo elenco. Ma no, Dio mi ha detto, Caio, io ho scelto Sara. I miei occhi su di Sara erano molto più preziosi che i tuoi occhi, Caio. Io conoscevo il cuore di Sara. E perciò che Sara entra come questa eroina della fede. Ebrei 11, 11 a 13. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò da una sola persona, e già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma li hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Sara ha visto la sua promessa che si adempisse o no? Non ha visto, perché questa grande generazione è venuta dopo. Lei ha conosciuto soltanto suo figlio Isacco, che dopo comincia a portare una grande nazione. E è interessante, ma lei ha creduto. E noi come essere umano, quando leggiamo questa storia, dobbiamo percepire e vedere una persona come Sara è una persona come noi, uguale a noi, che ha combattuto, ha litigato con Dio e tante volte ha riso delle promesse di Dio come noi. Uma persona que sembrava que aveva tanti dubbi, ma allo stesso tempo aveva una fede. Come noi. Sara è come Caio, Sara è come te, che in quel momento nella vecchiaia diceva no, non posso avere dei figli. Nella vecchiaia Dio continua a fare dei miracoli nella nostra vita. Perciò Sara, qual era il primo nome di Sara che si ricorda? Sarai, significato il Signore è il principe, e dopo Sara, la mandataria per molte nazioni. Ossia Dio cambia un nome per fare vedere il significato della storia che stava per adempire nella sua vita. E vediamo il primo punto di Sara oggi, parleremo di due punti importanti. Il primo, che era una donna di fede e che ha creduto in un miracolo di Dio. Genesi 18, 11 a 12. Genesi 18, 11 e 12. Abraamo e Sara erano vecchi, bem avanzati negli anni, e Sara non poteva avere più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé dicendo, vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? Anche il mio Signore è vecchio. La sincerità di Sara è preziosa, no? Vecchia io, e o mio Signore anche è vecchio. Per noi, Dio, è finita la storia di avere figli. Aveva dei dubbi o non aveva dei dubbi? Sì o no? Sì. E ha riso. Eu non so come era stata la risata di Sara, non lo so come era la sua risata, ma lei ha riso. E una cosa importante nella vita è accettare la nostra situazione. Tante volte noi litighiamo con Dio della nostra situazione. Eu penso che la maggioranza della Chiesa sa che io e Assi non possiamo avere dei figli. E siamo sposati a marzo di 91 e a maggio di 91 ho avuto il famoso orecchione e 2 mesi di matrimonio non potevamo più avere dei figli. Interessante che per me e per Astrid non è stato un grande conflitto, perché abbiamo accettato subito quella situazione. Per mio papà no, perché io ero l'unico figlio uomo, no? Ossia, o cognome Bottega finiva lì. E anche per la famiglia di Assi non è stata una storia molto semplice. Ma noi abbiamo accettato bene questa storia. Già sono più di 30 anni
di tutta questa storia e noi abbiamo accettato bene. O quanto è importante nella nostra vita riconoscere e accettare la nostra situazione, la nostra storia. Non ho litigato con Dio, neanche Astrid, ma abbiamo accettato bene quella storia. E è interessante che quando noi accettiamo bene una storia, che cosa Dio comincia a fare nella nostra vita? E tanti miracoli. E la gente dice, pastore Caio, tu non hai un figlio naturale, ma tu hai tanti figli spirituali. E è interessante questa promessa. In quel momento eu non ero ancora pastore, ma dopo sono diventato pastore e quanti figli spirituali Dio mi ha donato. Ossia, o quanto è prezioso vedere che Dio fa oltre a quello che la nostra umanità pensa. Ma io devo cominciare a riconoscere che esiste un Dio sovrano in ogni parte della nostra storia. Sara, in questa situazione, stava per vivere un grande miracolo. Perciò io posso ridere da Dio. Io posso fare una risata di una promessa di Dio che sembra impossibile. Ma io devo credere che un Dio dell'impossibile continua a manifestarsi dove io non vedo la possibilità, Dio agisce. C'è qualcosa nella tua vita che è impossibile oggi? C'è qualcosa nella tua vita che tu dici umanamente, scientificamente, storicamente non succederà mai, è finito. In quel momento, quando eu comincio a dire questo, invece di io fare una risata, chi farà una risata? È Dio. E Dio mi dirà, Caio, tu non credi ancora nel Dio dell'impossibile? Questo ultimo periodo eu stavo parlando com persone della Chiesa qua e ho detto, noi dobbiamo cominciare a ricordare la nostra bella storia di Chiesa. Nós devemos começar a recordar a nossa maravilhosa história de Chiesa, perché nós dobbiamo vedere il Dio dell'impossibile che continua a agire in mezzo a noi. Per me, martedì è stato meraviglioso vedere quell'incontro. Per me è stato meraviglioso vedere quell'incontro di martedì qua. Io stavo con o computer che ero a casa, vedendo su YouTube, e um elenco, um grande número de pessoas que assistevano. E dopo já siamo più di 200 persone che hanno visto quello corso. Questo si chiama i miracoli di Dio. Quando si pensa che la Chiesa di Dio está sofrendo, è lì che Dio comincia a manifestare il soprannaturale. Perciò la mia certezza non è basata sui miei progetti. La mia certezza è basata sui progetti di Dio. La minha sicurezza non è basata sui miei piani e miei progetti. La minha sicurezza è basata su quello che Dio rivela a me. E o problema è che noi non stiamo con l'orecchio pronto per sentire le promesse e quello che Dio sta promettendo a noi. Perciò quello che Dio manifesta succederà. Quali sono le promesse di Dio per te? Quali sono? Per Abraão e Sara é haver uma descendência per una coppia che non poteva avere figli. Quali sono le promesse di Dio per te? Io sono sicuro che Dio vuole fare un grande progetto tramite la tua vita, la nostra comunità, e perciò questo progetto e questo sogno di Dio continua. Proverbi 19:21. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo. Ma che cosa dice dopo? È mais o piano del Signore che quello che sussiste. Quali sono le promesse di Dio per te? Quello succederà. Quali sono i piani di Dio per la tua vita? Quello succederà. Io non posso avere paura. Eu não posso avere la paura de que qualcosa mi succederà, perché se Dio ha fatto una promessa, questa promessa si adempirà con Caio senza Caio, ma Dio userà Caio per questa storia, perché i piani e i progetti di Dio sono molto più alti. Credere, nonostante che sembra lontano, è quello che è successo nella vita di Sara, perciò che lei entra como um personaggio che ha creduto in una promessa di Dio. Lei ha fatto quella risata, lei ha riso, ma lei credeva
che tramite lei poteva avere una futura generazione. Tu credi nelle promesse del Signore? Quali sono le promesse del Signore per te? Ti ricorda quando Dio ti ha inserito una promessa nel tuo cuore, alla tua vita? Continua a combattere e a vivere queste promesse del Signore. E é interessante que quando Dio comincia a dar-te uma promessa, Dio comincia a fare qualcosa in più. Efesini 3:20. Ora, colui che può, mediante la potenza che opera dove? Dove opera questa potenza? In noi. Fare limitadamente di meno di quello che io domandiamo, pensiamo? Infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Dio está preparando qualcosa que nós ancora não abbiamo neanche chiesto in preghiera. Dio está preparando qualcosa per noi molto più grande di quello che noi non abbiamo neanche pensato. Facciamo dell'incontro di preghiera lunedì, martedì, giovedì, negli altri giorni, e Dio sta dicendo: state pregando così? Eu estou pensando ancora più alto per voi. Perché è questo Dio che stava pensando per Sara. Sara, tu stai pensando in usare una schiava? Io sto pensando ancora più alto per te, Sara. Quando Dio ti dà un progetto, un sogno, una promessa, eu comincio a inserire questa promessa dentro di un limite, e Dio sta dicendo: Caio, tu non hai capito che io sono un Dio che posso fare ancora di più? E é questo Dio che farà di più. Era lo stesso Dio di Sara, lo stesso Dio di noi. Quante volte, nonostante abbiamo una promessa, noi preferiamo inserire la nostra mente e i nostri occhi per guidare e gestire le promesse di Dio, e cerchiamo di limitare le promesse di Dio. Le circostanze difficili verranno, e Dio ti dà le circostanze difficili come prova per vedere dove è la nostra fede. Perciò una camminata con il Signore non è una camminata semplice, è un coraggio e determinazione, perché quando il Signore ti dà una promessa, inizia adesso una strada in salita molto forte, perché il Signore vuole vedere la mia fede, e è questa fede che farà che la promessa del Signore si manifesti. 1 Corinzi 2:9, já abbiamo cantato, ma c'è là qual testo? Ma come è scritto? Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Quando eu amo o Signore, Dio está preparando qualcosa più alta. La fede deve essere sviluppata e manifestata in una profonda conoscenza del Signore. Dio non ti abbandona mai. Se nós siamo qua oggi è perché Dio non ti ha abbandonato mai. Se nós siamo qua oggi è perché Dio sta con un sogno e un progetto con la tua vita e una promessa nella tua vita. La fede scatta quando tutto sembra impossibile. La fede scatta quando sembra che adesso non c'è più possibilità. La fede scatta quando c'è una manifestazione della gloria del Signore pronta a vedere con i nostri occhi. Perciò forte coraggio, molto forte e coraggioso. Dio ha detto questa parola a quale personaggio? A Giosuè. Per fede, Giosuè che cosa fa? Attraversa il Giordano. Per fede, che cosa Giosuè fa? Distrugge una città fortificata. Per fede, che cosa Noè costruisce? Una arca. Per fede, che cosa fa Davide? Distrugge un gigante. Per fede, che cosa fa Abraamo? Offre un figlio. Per fede, che cosa fa Raab? Ospita gli spie, che potevano essere nemici per lei. Per fede, che cosa tu stai facendo in modo che le promesse di Dio possano adempirsi nella tua vita? Perciò quando ci sono delle difficoltà, è lì che io devo manifestare la fede, altrimenti qual è la misura del mio Dio? Abbiamo cantato o grande Dio, è bello cantare, ma io devo vivere. E può darsi che Dio farà la risata adesso a me, Caio, tu hai cantato, adesso ti darò davanti a te una situazione molto difficile, ma io vorrei vedere dove è la tua fede,
nelle promesse che ti ho dato. Quante persone percono la fede, la speranza, la gioia e o coraggio di continuare a combattere quando ci sono le difficoltà nella vita. Questa chiesa è preziosa, è meravigliosa, perché tante difficoltà sempre cresce e manifesta la gloria do Signore. Per fede continuiamo a servire o Signore. Ieri ero qua nella chiesa e c'era un lavoro con un gruppo di pré-adolescenti. Che meraviglia, ragazzi. Io invito a tutta la chiesa a venire a vedere quello che succede dentro di quello gruppo. Che meraviglia. Per fede io posso continuare a servire o Signore. E melhor que não vedranno tutto quello che il Signore sta preparando, perché la mia fede è basata nelle promesse del Signore. Per Sara era impossibile, ma lei ha creduto. Con 90 anni suo marito, suo Signore, quanti anni aveva Abramo? 100 anni, e hanno avuto di un figlio. Eu não so que quando Isaac é nato, não so se é chiamato Abraão de papá ou é chiamato de nono, bisnono. Não so se é chiamato Sara de mama ou de nona. É chiamato de mama, sì. E é chiamato de papà, sì. Era o figlio della promessa. Loro hanno creduto. Ebrei 10, 38, 39. Mas o justo per fede vivrà. E se tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. E qua vem um versetto que me piace tantissimo. Ora, noi non siamo di quello che si tira indietro alla loro perdizione, ma di quello che hanno fede per ottenere la vita. Le battaglie, le difficoltà devem darmi come una spinta a continuare a servire il Signore, una spinta per continuare a vedere le grandi cose del Signore. Le difficoltà che noi troviamo non è per mollare, non è per abbandonare. Le difficoltà mi fa dare più coraggio e allegria di servire. Noi non siamo di quelli che tirano indietro. Potete immaginare se Sara non avesse la fede? Non lo so la storia, ma lei ha avuto la fede. E noi con la fede possiamo vedere, Sara entra nell'elenco di quelle eroine, dei eroi della fede, perché ha creduto. Perché c'era una promessa. Cláudia, tu mi hai rubato il testo biblico, no? Non ti ho detto niente. Próximo testo, per favore, numero 23:19. Addirittura. E questo è prezioso vedere come lo Spirito Santo lavora. Cláudia non sapeva di questo testo. È un testo che noi praticamente non usiamo tante volte qua. E lei ha scelto, e io già avevo scelto. È qua, numero 23:19. Lede para nós, Cláudia. Tu credi in questo? Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non lo farà? E quando ha parlato, non manterrà la parola? Tu hai dubbio di qualcosa che Dio ti ha dato come promessa? Mancanza di fede. Tu stai dicendo che Dio è come se fosse un uomo limitato. Perché quando Dio dice una cosa, lo farà, lo manterrà. Perciò, come abbiamo parlato prima, ci saranno delle circostanze difficili, ma io devo continuare a credere. E questo continuare a credere significa la fede. E continuare a credere, io vedrò che Dio lo farà grande cosa. Perciò, quali sono le sfide che tu tirai da adesso? Dentro di una promessa ci saranno delle sfide. E dentro di queste sfide è qui che io devo credere e arrivare alla promessa del Signore. Io non posso abbandonare. Io non sono di quelli che torna indietro. Io sono di quelli che continuo per vedere la promessa del Signore si adempire. Sara ha creduto, nonostante con 90 anni, nonostante che il suo Signore aveva 100 anni, ha creduto. E perciò che lei entra come eroina di fede. Aveva 90 anni, non abbiamo nessuno con 90 anni qua.
significa che tutti voi, tutti noi, possiamo vivere ancora una grande esperienza delle promesse del Signore. Amém? Ma io devo sapere quali sono le promesse del Signore per me. Non sono i miei progetti, ma sono i progetti del Signore che ha inserito nel mio cuore, e questa volontà del Signore comincia ad adempirsi e manifestare. Quali sono? Viva! Secondo ponto di Sara, lei ha fatto possiamo dire, un sbaglio. Nonostante che aveva la fede, lei prende una decisione prima che o miracolo succedesse. Gênesis 15:4. Allora la parola del Signore le fu rivolta dicendo: questo non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà il tuo erede. Perché Sara ha dato la schiava in modo che Abraão potesse avere figli con lei. Ora Sara, moglie di Abraão, non le aveva dato figli, aveva una serva egiziana come Agar. Sarai disse a Abraão: é que o Signore mi ha fatto sterile. Ti prego, vá dalla mia serva, forse avrò figlio da lei. O Abraão diede ascolto alla voce di Sara. Questo Abraão che dà ascolto alla voce di Sara. Questi uomini che danno ascolto alle voci delle donne. Adesso le donne mi uccideranno qua, no? Ok. Non so se resterò vivo questo pomeriggio, ma tutto bene. Ok. Questo Abraão che ascolta. Questa Sara che cerca di dare una aiuto ao Signore. Isso. Fretta. O tempo do Signore è diverso do nostro tempo. Sara non ha saputo aspettare, Sara non ha saputo camminare in modo integro nelle promesse del Signore. Perché il Signore ti dà una promessa, ma Sara non ha saputo aspettare tramite lei. Quante volte noi perdiamo la pazienza di vedere il tempo del Signore e cerchiamo di dare un aiuto al Signore. Anche noi, tanto dolore per le nostre decisioni di cercare fare le cose con la fretta, no? Quante decisioni sbagliate abbiamo fatto. C'è una promessa del Signore, ma la promessa non succede. Cerchiamo di fare in modo umano. E Dio dice: Caio, non è in questo modo. Non cercare di fare, come si dice in português, un jeitinho. Non cercare di avere una creatività umana in modo che le promesse del Signore possano adempir-se. Existe una promessa, existe una chiamata, ma tante volte noi cerchiamo un modo nostro di accelerare il tempo di Dio. O tempo di Dio è il tempo di Dio, non è nostro. Ma in questo periodo l'integrità, la fiducia, la fede deve essere sempre nel Signore. In questo periodo eu não posso abbandonare la mia integrità, in questo periodo eu não posso abbandonare la mia fede, in questo periodo devo avere la serenità di aspettare no Signore. Existe una promessa. E quando nós cerchiamo di sistemare certe cose con il nostro modo umano, noi facciamo un grande danno alla nostra vita e alle persone intorno a noi. Saper aspettare è prezioso. C'è il tempo del Signore. E o tempo do Senhor é o tempo suo. La promessa é do Senhor. Nel tempo suo. Nós tante volta togliamo la sovranità di Dio e togliamo la maestà di Dio quando nós vogliamo occupare un posto che appartiene al Signore. E nós cerchiamo di fare questo come Sara ha cercato di fare. E dopo se ricordiamo do grande disastro che fino a oggi nós raccogliamo questa storia. O grande problema que nós abbiamo é a incerteza nella caminhada com o Senhor. Será que aquela promessa do Senhor se adempirá? Eu penso que eu posso dar uma mão ao Senhor. Será que aquela promessa do Senhor se adempirá? Senhor, sembra um pouco pazzesca com essa história. Io agirò. E o nosso agire humano pode criar um grande dano. I nostri dubbi tolgono la nostra serenità di proseguire la chiamata di Dio. Dove c'è dubbio, non c'è la fede. Quando cominci a venire i dubbi sulle promesse del Signore, io comincio a agire. E questo è il pericolo. I nostri dubbi ci fa prendere decisioni pericolose nella nostra vita. Dubitare è mancanza di fede. Dubbio è un'azione maligna. Dubbio toglie la nostra gioia. Tu já hai percepito que quando tu hai cominciato a avere dubbi,
tu cominci a perdere la gioia nel Signore. Quando cominci a avere dubbi, tu cominci a perdere la speranza di che il Signore lo farà. Quando cominci a avere dubbi, tu cominci a agire in un modo non giusto nel Signore. Il dubbio è pericoloso. Io non posso perdere questa fede. Io devo sempre nutrire la fede. Io devo sempre cibare la mia fede nel Signore e impedire che i dubbi arriveranno. Quando eu comincio a dubitare, ma sarà? Ma sarà? Come ho detto all'inizio, quante volte la nostra comunità ha avuto delle crisi, ma la mia grande preghiera ogni volta era questo: Signore, non permetta che il dubbio arrivi nella mia vita. L'opera continua, l'opera continua. Io vado e comincia con G, finisce con Oia. Io vado con gioia. Non posso permettere che le circostanze inseriscano dubbio in una chiamata do Signore. Io non posso permettere che le difficoltà vengano a portare dubbio dentro di una promessa del Signore. Non posso. Genesi 18, 14 e 15. Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Ao tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò dicendo: non ha riso, perché ebbe paura. Ma ele disse: invece, anche noi giustifichiamo i nostri dubbi. Anche noi siamo molto bravi in giustificare e dire: no, io non ho fatto questo. Ma Dio conosce il nostro cuore e Dio dirà: tu hai fatto questo, sì, Sara. Tu hai fatto questo, Caio. Sara 90 anni, Abramo 100 anni. Potete immaginare la grande prova di fede? Che grande prova di fede. Potete immaginare quali sono le nostre prove di fede? Sicuramente molto più piccole di queste. Ma il Signore permette queste prove. E il problema è che noi trasformiamo una prova in una tentazione. La prova è il Signore che ci dona, la tentazione è il diavolo che viene. Io non posso trasformare le prove che il Signore ci dona in una tentazione, e questa tentazione può abbandonarmi dalla promessa del Signore. Perciò la situazione era critica. Sara ha riso, ma lei ha creduto. La situazione è difficile, ma io continuo a credere nelle promesse del Signore. Quando l'impossibile arriva, il Signore continua a essere Signore. Quando l'impossibile arriva, il Signore è in mezzo all'impossibile. E il Signore continua a dire: c'è qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? C'è qualcosa difficile per il Signore? Io non credo. Il Signore fa delle meraviglie. Il Signore continua a fare dei miracoli. Il Signore non tarderà mai le sue promesse. Questa è una prova di pazienza per noi. 1 Pietro 3, 8 e 9. Ma voi, carissimi, non dimenticate questa unica cosa. Per il Signore un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretende Caio, come pretendo alcuni, ma il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano ao ravvedimento. Dio mi dà una promessa, ma io non posso dubitare, io non posso ridere, io non posso cercare di ingannare il Signore. Dio mi dà una promessa e le sue promesse si adempiranno. E Dio ha scelto te per questa promessa. Dio ha scelto la tua vita. Quali sono le promesse del Signore per te? Quando la impazienza arriva è perché stiamo perdendo l'intimità con il Signore. Quando l'impazienza arriva è perché in quel momento non sto mi nutrendo della parola del Signore. Quando l'impazienza arriva, quando il senso del negativismo arriva, è perché la mia speranza non è nel Signore. E devo ritornare a nutrire la mia anima con il Signore. Il Signore non ci abbandona mai. Il Signore non ci abbandona mai. Una delle cose che mi piace vedere qua in questa chiesa è che tanti dei nostri membri hanno contratto a tempo determinato.
E quando está arrivando aquele período, dove entra a crise, será que será renovado o meu contrato? E o Senhor diz. Questa settimana stavo parlando con una ragazza di Padova e lei ha avuto questa esperienza a settembre. Lei era disperata nel giorno 29 di settembre. Pastore, non so se sarà rinnovato il contratto. Calma, o Senhor é com te? Sì, è con te ou não é? E abbiamo pregato per lei in quel giorno, era un gruppo di studio biblico. E nell'altro giorno lei invia un messaggino. Hanno rinnovato fino a marzo, mi sembra. Febbraio o marzo. Lei era contenta. Ieri ho parlato con lei. Ieri no, venerdì ho parlato con lei e ho detto: e come stai? Ma che tu la fede non sia basata su un rinnovare il contratto, no. Ma sia rinnovata di un Signore che ti ha scelto per una promessa sua e vuole usare la tua vita. Perciò tante volte il Signore ti dà le prove, ma questa prova è un grande momento della mia crescita con il Signore e credere ancora di più nel Signore e gioire nelle sue promesse. E finiamo con Ebrei 3,18. Gesù Cristo, ieri, oggi e eterno. Gesù Cristo è lo stesso di Sara, è lo stesso di Esther, è lo stesso di Davide. Gesù Cristo è lo stesso di Giosuè. Gesù Cristo è lo stesso di Mosè. Gesù Cristo è lo stesso e può dire il tuo nome oggi. Gesù è lo stesso per te oggi e sarà nella futura generazione, per i tuoi figli, per i tuoi nipotini. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io non posso dubitare del mio grande Dio. Qual è stato il cantico? Grande? Mio grande Dio. Cantiamo? Não, cantiamo qua, potete seduti proprio. Non. Aiuta Cláudia, Jaqueline, Rubens, Esther, Edinalva. Cantiamo, Chiesa. Proieta. Nosso Padre, como é belo cantar um cântico como questo. Como é bello, Padre, leggere una storia di Sara che ha combattuto, ma lei entra numa história di fede. Como é bello, Padre, leggere una storia dopo, quando vediamo Isacco, Giacobbe, Giuseppe e tanti altri. Como é maravilhoso vedere le storie di questi personaggi che hanno cambiato na storia. Ma oggi, oh Padre, è la nostra storia. Tu sei o grande Dio. Tu vedrai le grandi cose che Dio farà. Una donna che non poteva avere dei figli. Un uomo. Già erano vecchi. Ma tu hai creato una grande generazione. Tante volte, Padre, nós siamo limitati per qualcosa nella nostra vita. Ma tu stai preparando qualcosa molto più grande. É melhor che non hanno visto ancora. Non hanno ancora neanche ascoltato quello che tu stai preparando. Tu sei o grande Dio di Sara e o grande Dio della mia vita, della nostra vita. Le tue promesse, Padre, si adempiranno e tu vuoi usare la nostra vita. Una grande generazione, una grande nazione, una moltitudine che non si può neanche contare e che la tua Chiesa possa vivere anche questa esperienza di una moltitudine che non si può neanche contare, perché le tue promesse esistono su di noi e che possiamo camminare, oh Padre, senza tornare indietro, con la fede e sapendo che ogni avversità è una opportunità
perché la prova che tu ci offri, oh Padre, è per crescere in fede. Che la storia di Sara sia la mia storia, la nostra storia come Chiesa, perché tu sei un Dio dei miracoli. E i miracoli succedono soltanto quando l'impossibile e gli uomini succedono. Tu sei un Dio di miracolo. Grazie, oh Padre, che noi vedremo tutti i miracoli che tu farai in mezzo a noi. Situazioni di salute, situazioni di lavoro, situazioni di famiglia e tante le altre situazioni che già abbiamo detto. È impossibile, ma è lì che tu puoi agire e che la fede, oh Padre, possa essere dimostrata in modo chiaro. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? C'è qualcosa impossibile per Dio? No? Amém. Cantiamo. Quale cantico? Sei tu l'unica ragione? Momento di offerta, momento delle decima, momento della nostra consacrazione al Signore. È un momento di portare al Signore le offerte, le decima con cuore grato al Signore, con la gioia nel Signore. Facciamo questo momento con semplicità, ma con allegria. Amém? Amém, Chiesa? Possiamo stare in piedi? E offriamo. C'è ancora il maialino qua, l'offerta per Venezuela e Siria, e stiamo portando questa offerta all'opera del nostro Dio. Facciamo questo con gioia e allegria.
La vita è fatta dei momenti, no? Si inizia e finisce, tante cose. Quando sono arrivato in Italia, nel 2003, è arrivata una famiglia. E sta sempre presente nella Chiesa. Ma oggi, una parte di questa famiglia, Giuliana, è il suo congedo. Lei sta andando via. Sempre stata ao mio fianco tutto questo periodo. E abbiamo battezzato, cresciuta. Adesso lei si trasferisce a Milano. E per noi ma Dio vuole un progetto, un sogno. E vogliamo pregare adesso per Giuliana. Lei non so se vuole dire qualcosa senza piangere. È un po' impossibile. Infatti. Io oggi sono molto grata al Signore per aver potuto essere di questa famiglia Chiesa Battista Agape. Sono cresciuta qua, ho sviluppato la mia fede, la mia vita col Signore, la mia vita con i fratelli e so che è un periodo nuovo, un periodo bello, ma allo stesso tempo lascia una parte del mio cuore qui. E ringrazio veramente tanto il Signore per aver potuto far parte di questa Chiesa e per aver avuto fratelli che hanno pregato per me sempre, sempre. Mi sono sempre sentita abbracciata e voluta bene e io credo che questo amore che il Signore mette nel nostro cuore si manifesta attraverso questi piccoli momenti e questi piccoli eventi che ci sono nelle nostre vite. A volte i fratelli vengono, ci abbracciano e non sanno neanche cosa sta succedendo, ma fanno la differenza e io ringrazio il Signore perché veramente c'è stato questo nella mia vita e che questo è venuto dalla vostra Chiesa, da questa Chiesa, dalla mia Chiesa, che sempre sarà la mia Chiesa, nonostante tutto, e io vi ringrazio di cuore. Può darsi che tu dici, ma non vedo tanto Giuliana qua, lei serve tantissimo a Conegliano, ok? E è una di quella famiglia che ha percepito il senso di essere una sola Chiesa. Lei è qui, è Conegliano, sta sempre servindo al Signore e ci ha aiutato tanto. Hai visto questa Chiesa cresce, vero? Preghiamo per Giuliana. Nostro Padre, grazie per questa vita. Quanto è preziosa l'opera tua. Quanto è stato bello questo periodo che abbiamo camminato insieme. Tanta gioia, tante lacrime, ma abbiamo visto tante cose che tu hai fatto. Continua a benedire Giuliana in questa prossima tappa, Padre, prossimo periodo, lì a Milano, sul lavoro, e che lei possa vivere anche quella stessa gioia che ha vissuto qua. Grazie, Padre. Grazie per questa vita e che lei possa camminare sempre nell'integrità con te e vedere il Dio dei miracoli. Grande tu sei. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Ok. O pranzo tu offre a tutta la Chiesa oggi? Ok. Lei sarà con noi qua oggi se volete dare un abbraccio, salutarla, se volete conoscerla ancora. C'è tanta cosa da raccontare. Ok. Va bene. Agli avvisi, no? Incontro, quali sono i primi? Vediamo qua. Prossimo. Ok, incontro di preghiera. Domani, non dimenticare, alle 21. Ok, martedì alle 6, alle 10. Giovedì alle 20. E anche c'è qua in chiesa, giovedì alle 20, ok? Abbiamo un gruppo qua, anche a Belluno. Ok? Incontro di piccoli gruppi, sono tantissimi. Se tu non fai parte, potete parlare con i pastori o con un leader, in modo che possiamo vedere dove coinvolgerti. È molto prezioso, stare importante e fare parte di un piccolo gruppo. Ok? Va bene. Dell'associazione ci sono tanti corsi che sono iniziati. Questa martedì alle ore 20, ok? È la seconda parte dell'Antico Testamento, qua in sala, oppure c'è tramite o YouTube. Ma sarebbe chi può venire qua è meglio, perché è molto più partecipativo, no? Presente, vedere, discutere e parlare, ok?
Penso che solo avviso queste. Ok. A quelli che sono con noi la prima volta oggi, la seconda volta, grazie della tua presenza, della vostra presenza, che Dio vi benedica e che possa sentire sempre questo grande Dio, grande amore del nostro Dio. Amém? Walter mi diceva, i calendari già sono arrivati, 2022, se volete prendere libreria, e c'è quello libro che i preadolescenti stanno studiando, ok? Ama il tuo corpo. Bellissimo per i genitori leggere insieme ai figli, ok? È un libro molto consigliabile, c'è una libreria, ok? Buona domenica. Ciao. Non dimenticare l'uscita per questa porta.